Jesolo a Venezia fino a Chioggia, controlli a tappeto di finanza e polizia locale. Solo nei mesi estivi scoperte 76 strutture abusive tra case vacanze e B&B, maxi, evasione fiscale e multe per 675.000 euro. Aggressione durante una festa tra giovanissimi organizzata a Forte Cosenza, a Favaro Veneto, i ragazzi aggrediti e picchiati da una ventina di coetanei stranieri. Prima giornata di sconti del patto anti-inflazione anche nei supermercati del veneziano che aderiscono all'iniziativa. A Mestre il provvedimento piace ma dovrebbe essere esteso anche a frutta e verdura. La prima edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano si è chiusa con oltre 15.000 visitatori. Secondo il sindaco Brugnaro la fiera è riuscita a coinvolgere il pubblico. Il bambino migrante dipinto da Bansky a Venezia sarà restaurato e messo in sicurezza, lo annuncia il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Decine di iniziative a Venezia e nei comuni vicini per il mese di prevenzione del tumore al seno, inaugurato con il ritorno del Vaporetto Rosa. Venezia ha una delle più alte percentuali di screening d'Italia. Ferrari e beneficenza a Jesolo, un evento che ha permesso di donare all'Associazione Medici con l'Africa QAM oltre 6.000 euro per le ambulanze in Sierra Leone. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna. Tra i tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione di prima serata che torna con Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15. Il tema, come sempre, di strettissima attualità: spesa con bollino anti-inflazione. Avete risparmiato? Avete già visto questi effetti? Se sì, il numero in verde 0422 1626 691, se no non avete visto alcuna differenza, 0422 1626 690. Come sempre la chiamata è gratuita, l'esito questa sera a Ring con Avarino a partire dalle 21:15. Veniamo ai fatti, veniamo alla cronaca. La maxi operazione congiunta di Fiamme Gialle e Polizia locale tra Venezia, Chioggia e Jesolo. Sono state scoperte tantissime strutture extra alberghiere, soprattutto B&B abusive. Dall'avvio nel luglio 2022 del piano operativo Back in Venice, attraverso l'utilizzo del sofisticato software per identificare strutture ricettive non in regola, grazie alla collaborazione tra Guardia di Finanza, Polizia Locale, incrocio dati con la Regione, ne sono state scoperte 134 completamente abusive. L'altra grande novità è che in precedenza questa attività era focalizzata esclusivamente sul centro lagunare e su Mestre e che invece per l'estate 2023 è stata estesa a tutte le principali località balneari turistiche della provincia, quindi da Caorle, Bibbione, Jesolo, Cavallino Tre Porti fino a Eraclea, fino ad arrivare a Chioggia. Il caso più eclatante riguarda un B&B a Venezia che ha omesso dichiarazione di ricavi per oltre €500.000 e IVA dovuta per oltre 156.000 euro. I militari inoltre hanno ricostruito ricavi non dichiarati per 2 locazioni pari a 209.000 euro, mentre in un terzo caso è stato individuato un B&B con ricavi non dichiarati per oltre 79.000 euro. Tutte le strutture interessate risultano gestite da residenti in città e qualcuno ha anche provato a fornire spiegazioni alquanto singolari. C'era un locatore che aveva omesso di mettere la targhetta e insomma fa ricorso dicendo che lui avrebbe voluto tanto metterla ma il condominio non gli ha consentito di farlo. E allora noi, per carità, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, e abbiamo detto esibisci il verbale di condominio e capiamo la situazione. Leggendo il verbale di condominio è venuto fuori che il soggetto era il proprietario di 2/3 del valore condominiale e che presiedeva l'assemblea e ha proposto lui stesso di respingere l'autorizzazione. Diciamo una giustificazione simpatica. Durante questi controlli sono stati individuati anche 6 lavoratori in nero, con sanzioni amministrative per circa 27.000 euro e la comunicazione ai competenti uffici dell'INPS per l'eventuale sospensione dell'attività. Denunciati infine 20 gestori per non aver comunicato all'autorità di pubblica sicurezza i nominativi dei clienti alloggiati. Sempre per la cronaca, paura sabato sera dopo una festa a Forte Cosenza per un gruppo di ragazzi che mentre andavano a casa sarebbero stati aggrediti. Indaga la polizia.
Un gruppo di amici tra i 17 e i 20 anni hanno trascorso, come accade spesso, il sabato sera a Forte Cosens, poco distante dal centro di Favaro Veneto, ma la serata si è trasformata per loro in un incubo. Una volta conclusa la serata qui all'interno di Forte Cosens, il gruppo, composto da una decina di ragazzi, ha deciso di andare a casa percorrendo questa stradina e proprio qui sarebbero stati aggrediti da una ventina di persone, per lo più extracomunitari. Dicono che c'erano dei ragazzi moldavi, dei ragazzi romeni e alcuni di colore, i quali hanno intimato a questi ragazzi di dargli il telefonino piuttosto che i soldi, le cuffiette e via dicendo. E poi qualcuno è stato anche malmenato, si riferisce che un ragazzo ha subito una distorsione a un polso, un altro ragazzo un colpo in testa, uno a un dente, insomma sono stati malmenati e salvo poi questi ragazzi scappare. È arrivata la polizia che sta cercando di fare chiarezza sulla vicenda. Gli aggrediti avrebbero riferito di essere anche stati minacciati qualora avessero raccontato l'accaduto, terrorizzandoli. Evidentemente hanno anche un timore, una paura a raccontare quello che è successo. Credo che sia giusto che tutti viviamo in sicurezza, soprattutto i nostri ragazzi giovani, e quindi se da un lato è giusto chiedere che vengano incrementate le forze dell'ordine, polizia, carabinieri e via dicendo, dall'altro lato è importante anche che venga fatta una riforma importante della giustizia che assicuri i colpevoli alla pena e che la pena sia certa e rigorosa, di modo poi che un domani che le persone hanno commesso dei reati, hanno scontato la pena, non lo facciano più. E questo lo chiediamo con forza al governo, che vengano fatte delle pene certe e sicure. Prima giornata di sconti del patto anti-inflazione anche nei supermercati del Veneziano, che aderiscono ovviamente all'iniziativa. Mestre, il provvedimento piace, ma dovrebbe essere esteso anche ad altri generi come frutta e verdura. Ho notato che c'erano dei prezzi vantaggiosi, scontati, per cui ho approfittato, come vede, anche troppo peso, devo andare. Comunque era tutto, diciamo, che costava di meno. Tutto che costava di meno, sì, dai, sono contenta per oggi. Grazie. Speriamo in futuro. I prezzi più bassi che da oggi hanno trovato i mestrini che sono andati a fare la spesa sono frutto del cosiddetto patto anti-inflazione, sottoscritto pochi giorni fa a Palazzo Chigi, a cui a livello nazionale hanno aderito circa 25.000 supermercati che per aiutare a spendere meno applicheranno sconti del 10% sui prodotti alimentari di base per un trimestre fino al 31 dicembre di quest'anno. Faccio la spesa perché mi serve, devo fare la spesa e se ne approfitta nello stesso tempo. Secondo lei è una buona idea? Funzionerà? Spero, me lo auguro per tutti noi, perché poveri cittadini. È aumentato parecchio fare la spesa? Molto, parecchio. No, non lo sapevo e non mi sono accorta degli sconti. Ma cosa ha comprato? Poche cose, quindi forse anche dipende da quello. È più caro fare la spesa oggi rispetto a qualche mese fa? È caro da tanto tempo, secondo me, da un anno, forse anche di più di un anno. Sì. Ma non si era accorta delle offerte? No, ma forse non ci ho fatto caso. Che cos'è che costa di meno? Beh, il latte di sicuro, ci sono proprio prezzi bloccati, il latte, la pasta, i beni di prima necessità, il burro, il formaggio e tante cose vedo che sono proprio scontate. Secondo lei è un provvedimento che poi alla fine si vede nello scontrino? Ma non lo so quanto, non lo so, perché comunque la frutta e la verdura veramente sono molto costose. Frutta e verdura sicuramente sono alle stelle, poi dopo il resto, ma frutta e verdura, soprattutto chi ne fa un uso... Hai approfittato della merce che era in sconto, che era bloccata, o come prezzo? Sì, ho approfittato. Cosa ha preso? Ma era più che altro biscotti, questo scatolame vario, diciamo, non frutta e verdura, no, non c'era. Comunque dovrebbe essere inserita, diciamo. Dovrebbe essere inserita. Veniamo ai temi cittadini, perché è pronto a riprendere il dialogo con il Comune il comitato Danni da Movida, formato da residenti che reclamano il diritto al riposo nelle ore notturne. Nato a Venezia, sta ricevendo richieste di adesione anche da Mestre, come ci racconta sempre Filippo Fois. Chiediamo un dialogo con l'assessore Costalonga, abbiamo mandato un comunicato alla municipalità, al Consiglio Comunale e all'assessore. La mancata proroga dell'ordinanza antimovida, in vigore ad agosto e settembre, può riaprire il dialogo tra il Comune di Venezia e i residenti del comitato Danni da Movida, cui il provvedimento era piaciuto pochissimo perché attivo solo in alcune zone della città, tanto da chiederne il ritiro come condizione di incontro. Un'ordinanza dovrebbe essere migliorativa di una situazione
comunicazione dannosa e pericolosa per la salute, ed è stata un'ordinanza che non ha tutelato. Il gruppo Danni da Movida reclama il diritto al riposo nelle ore notturne e punta il dito contro l'apertura di 387 locali negli ultimi 5 anni, oltre all'espansione dei plateatici in ogni angolo calpestabile. Dobbiamo ancora crescere, perché siamo sicuri che a Venezia tantissima gente ha grossi disturbi, però per una forma di non comunicazione ancora non sanno dell'esistenza di questo comitato. A Mestre però sono arrivate delle adesioni. A Mestre sono arrivate delle adesioni, alcune zone che sono via Manin, via Torino e via Palazzo. Adesioni sono arrivate anche dal Lido e dalla Giudecca. Il comitato partecipa inoltre anche agli aperivida, incontri spontanei di residenti che si svolgono periodicamente in campo San Giacomo, nati dal movimento sorto attorno all'antico teatro di anatomia dopo l'annuncio d'apertura dell'ennesimo locale. Al comitato partecipano non solo avvocati e architetti che mettono a disposizione del comitato le proprie professionalità, ma c'è anche chi si è munito di app che calcolano i decibel che a notte fonda si registrano ancora in alcuni locali. Tempo di bilanci per il Salone dell'Alto Artigianato Italiano, soddisfatto il sindaco Brugnaro. Alla sua prima edizione, il Salone dell'Alto Artigianato Italiano di Venezia ha totalizzato più di 15.000 visitatori in 4 giorni, 1 su 5 straniero, ricevuto oltre 200 richieste di partecipazione di espositori, ottenuto dalla Regione Veneto la certificazione di fiera di rilevanza internazionale e ospitato la visita del Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone e della semplificazione normativa Maria Elisabetta Casellati, ponendosi come punto di riferimento nazionale del Made in Italy e lanciando un messaggio di rilancio economico e culturale indirizzato anche e soprattutto ai giovani. I ragazzi lavorano, studiano tantissimo, pretendiamo tantissimo a loro, dico come genitori, e poi quando hanno finito non sanno dove girarsi per cercare lavoro. Accompagniamoli prima, facciamo vedere prima quali sono i processi produttivi, facciamo vedere anche attraverso la fiera qua dell'artigianato dell'alta qualità italiano, andiamo a vedere che cos'è un'azienda, perché magari hai avuto una brutta esperienza con può essere. Il buono e il tristo, dicono in Veneto, c'è dappertutto. Però nella realtà ci sono luoghi di eccellenza dove effettivamente puoi essere motivato anche a farlo tu. Dai tessuti pregiati ai lavori in ceramica, dalla tradizione orafa al vetro soffiato, a mobili ed oggetti di design, gli espositori hanno portato in laguna non solo le proprie opere, ma la testimonianza della propria identità culturale e sociale. Migliaia di visitatori hanno potuto conoscere ben 104 espositori. I primi feedback ci portano ad avere già delle nuove richieste sia da parte dei presenti ma sia da aziende artigiane che non sono venute alla prima edizione, di manifestazioni di interesse per la prossima edizione. Artisticamente il Made in Italy rappresenta un settore di eccellenza internazionale, economicamente un settore con ancora ampi margini di crescita che unisce a secolari tradizioni artigiane opportunità di lavoro e di sviluppo, ed è la sfida raccolta dal Salone dell'Alto Artigianato Italiano di Venezia. Il murale Il bambino migrante dipinto da Bansky a Venezia sarà restaurato e messo in sicurezza, lo annuncia il sottosegretario della Cultura Vittorio Sgarbi. Il dipinto, che riproduce un bambino migrante con una torcia di segnalazione in mano e un giubbotto salvagente, si trova sulla parete di un palazzo vicino a Campo San Pantalona, a pelo d'acqua sul Rio Novo. Proprio per questo si sta deteriorando a causa dell'umidità, della salsedine e delle acque alte. Sarà un'importante banca a finanziare i lavori, dice Sgarbi. L'opera fu realizzata da Bansky nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 2019. Sgarbi spiega anche che a segnalare la fragilità del dipinto murale erano stati il sindaco di Venezia Brugnaro e il presidente della regione Zaia. Mi assumo io la responsabilità dell'intervento, avendo la delega sull'arte contemporanea, ed è mio compito tutelarla, le parole del sottosegretario. Adesso per noi la pubblicità, fra poco.